Esame passato per l'ADMO Veneto, l'associazione donatori di midollo osseo, che nei giorni scorsi ha incontrato la rettrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la professoressa Tiziana Lippiello. L'occasione è stata la firma del protocollo d'intesa tra l'Università veneziana e la ONLUS, che impegna l'Ateneo a promuovere azioni di sensibilizzazione nei confronti degli studenti iscritti a favore della donazione del midollo osseo per salvare vite umane. La rettrice ha ascoltato il racconto della nascita di ADMO a livello nazionale di Mara Rosolen, presidente veneta e vicepresidente nazionale, nonché parte attiva di una delle 3 famiglie che nel 1991 hanno dato i natali all'associazione dopo aver perso un familiare senza che questi avesse la possibilità di trovare in tempi brevi un donatore per effettuare un trapianto salvavita. Penso che sia un giorno importante, una firma di una convenzione per cui dovremo sensibilizzare i giovani, ma penso che vada nella direzione di quello che ogni individuo può fare per gli altri, quindi i valori che noi vogliamo condividere con i nostri ragazzi. Al registro si accede tra i 18 e i 35 anni, ci si rimane fino ai 55. Chi entra tramite un esame del sangue e un tampone salivare potrebbe non essere chiamato mai, oppure una sola volta se gemello genetico di una persona che ha bisogno di una compatibilità sopra l'80% per salvarsi la vita. Per implementare il registro nazionale servono ogni anno nuovi iscritti giovani, soprattutto dopo la pandemia, che ha congelato gli eventi pubblici nelle scuole, le università o nelle piazze che i volontari di ADMO solitamente organizzano per trovare nuovi donatori. Anche per questo l'associazione, sia a livello nazionale che locale, ha deciso di parlare e aprire un dialogo costruttivo con gli atenei di tutta Italia per arrivare ai più giovani. Il protocollo d'intesa con Ca' Foscari serve a promuovere nei confronti degli studenti una corretta informazione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti alla donazione di midollo, quale atto concreto, immediato ed efficace di civiltà e solidarietà. Si possono promuovere attività rivolte agli studenti e al personale dell'ateneo per favorire l'iscrizione nel registro, ma anche attività di ricerca e studio in materia per educare alla salute e alla responsabilità sociale. Ora tocca a loro, agli studenti. Spero di sì. Sarà importante anche il ruolo dei professori.